al Maestro. Eccellenze, cari fratelli vescovi, cari amici, ringrazio Dio di poter visitare il regno hascemita di Giordania sulle orme di miei predecessori Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Ringrazio Sua Maestà il Re Abdullah II per le sue cordiali parole di benvenuto nel vivo ricordo del recente incontro in Vaticano. Estendo il mio saluto ai membri della famiglia reale, al governo e al popolo della Giordania, terra ricca di storia e di grande significato religioso per l'ebraismo, il cristianesimo e l'Islam. Questo paese presta generosa accoglienza a una grande quantità di rifugiati palestinesi, iracheni e provenienti da altre aree di crisi, in particolare della vicina Siria, sconvolta da un conflitto che dura da troppo tempo. Tale accoglienza merita, Maestà, la stima e il sostegno della comunità internazionale. La Chiesa Cattolica, secondo le sue possibilità, vuole impegnarsi nell'assistenza ai rifugiati e a chi vive nel bisogno, soprattutto tramite Caritas Giordania. Mentre con dolore costante la permanenza di forti tensioni nell'area medio orientale, ringrazio le autorità del Regno per quello che fanno e incoraggio a continuare a impegnarsi nella ricerca dell'auspicata durevole pace per tutta la regione. A tale scopo si rende quanto mai necessaria e urgente una soluzione pacifica alla crisi siriana, nonché una giusta soluzione al conflitto israeliano-palestinese. Colgo questa opportunità per rinnovare il mio profondo rispetto e la mia stima per la comunità musulmana e manifestare l'apprezzamento per il ruolo di guida svolto da Sua Maestà, il Re, nel promuovere una più adeguata comprensione delle virtù proclamate dall'Islam e la serena convivenza tra i fedeli delle diverse religioni. Lei è noto come un uomo di pace e artefice della pace. Grazie. Esprimo riconoscenza alla Giordania per aver incoraggiato diverse importanti iniziative a favore del dialogo interreligioso per la promozione della comprensione tra ebrei, cristiani e musulmani, tra le quali quella del messaggio interreligioso di Amman, e per aver promesso in seno all'ONU la celebrazione annuale della settimana di armonia tra le religioni. Vorrei ora rivolgere un saluto carico d'affetto alle comunità cristiane, curate da questo regno. Comunità presenti nel Paese fin dall'età apostolica. Loro offrono il loro contributo per il bene comune della società nella quale sono pienamente inserite. Pur essendo oggi numericamente minoritarie, esse hanno modo di svolgere una qualificata e apprezzata azione in campo educativo e sanitario, mediante scuole ed ospedali, e possono professare con tranquillità la loro fede nel rispetto della libertà religiosa, che è un fondamentale diritto umano e che auspico vivamente venga tenuto in grande considerazione in ogni parte del Medio Oriente
e nel mondo intero. Esso comporta sia la libertà individuale e collettiva di seguire la propria coscienza in materia religiosa, sia la libertà di culto, la libertà di scegliere la religione che si crede essere vera e di manifestare pubblicamente la propria credenza. I cristiani si sentono e sono cittadini a pieno titolo ed intendono contribuire alla costruzione della società insieme ai loro concittadini musulmani, offrendo il proprio specifico apporto. Rivolgo infine uno speciale augurio per la pace e la prosperità del Regno di Giordania e del suo popolo, con l'auspicio che questa visita contribuisca ad incrementare e promuovere buone e cordiali relazioni tra cristiani e musulmani e che il Signore Dio ci difenda tutti da quella paura del cambiamento alla quale Sua Maestà ha fatto riferimento. Vi ringrazio per la vostra calida accoglienza e cortesia. Dio Onnipotente e Misericordioso conceda alle vostre maestà felicità e lunga vita e ricolmi la Giordania delle sue benedizioni. Salam.